E abbiamo sentito un grande profumo, ma la cuoca Maria cosa hai preparato? Abbiamo preparato il totano ripieno, già quasi in cottura, col sugo, e adesso l'ho tagliato per farvi vedere com'è. Si vede che l'impasto è morbido, se si rompe o si apre non è un problema perché è fatto col pane raffermo, è sempre una cosa molto più genuina della mollica essiccata e lavorata. E viene così, si può affettare, esce il secondo. Ecco, qui abbiamo i totani pronti per essere cotti. Sì, per aggiungere il sugo. Questi sono già cotti. Quindi faremo la pasta con... Sì, col sugo dei totani si fa la pasta. Sindaco, questa è una ricetta della tradizione di Brolo. È una ricetta che Maria oggi ha riaperto come tradizione anche dei nostri nonni, dei pescatori di Brolo, che naturalmente pescatori che dopo aver pescato i totani li portavano a casa e aiutavano le mogli a cucinare così. Oggi è una ricetta genuina che ricorda effettivamente quella che è la tradizione, il buon gusto e il gusto veramente genuino, perché gli ingredienti usati da Maria sono proprio gli ingredienti naturali della nostra zona, della nostra Brolo. A usare il pane invece che usare quella mollica secca e già dà un altro senso a quello che è il gusto di questo totano. E quindi noi invitiamo tutti domenica 29 a pranzo a volere gustare quello che saranno le specialità che cuoche che aiuteranno anche Maria sapranno fare per dare la possibilità a tutti di gustare. Ecco perché domenica 29 ottobre a Brolo, qui sul lungomare, si terrà questo evento organizzato dal locale Proloco, l'Alice nel Paese delle Meraviglie. Esattamente, perché oltre ai totani ci saranno anche da gustare le alici che sono sempre dei nostri mari, che non vengono da mari lontani e quindi hanno un gusto e una genuinità diversa rispetto alle altre. Ecco, riscopriamo e valorizziamo i nostri sapori, i nostri prodotti, le nostre tradizioni, i nostri sapori. I nostri pesci di giornata, i totani, alice, questi sono i totani che in quasi tutti i mari, in tutti i paesi sono quasi di tutti i giorni. E come ripeto, usare sempre i prodotti poveri del tempo dei nonni, perché questi sono cose che c'erano una volta, ora andiamo sul sofisticato, però ricordiamo sempre che una volta si faceva il toro, si faceva con le cose genuine. Bene, intanto lì vediamo che continua la cottura, quindi tra poco metteremo poi anche la pasta. Sì, tra un po' quando c'è la cottura pronta. Vediamo. Questo è già il totano ripieno che va in cottura, questo si usa per fare il secondo, si toglie e col sugo facciamo la pasta. Quindi abbiamo sia un primo e sia un secondo. Abbondante, sì, è un primo piatto e un secondo molto abbondante. Leggero. Sì, molto leggero perché non c'è niente di... Squisito. Allora, appuntamento qui a Brolo per scoprire questo piatto della tradizione locale.